L'Italia è comunque in prima fila per cercare di convocare una conferenza di pace. Il nostro paese è dunque pronto ad ogni sforzo diplomatico per riportare la pace in Ucraina al 50° giorno di guerra. È la vice ministra agli affari esteri, Marina Sereni, ad inquadrare il ruolo dell'Italia quando proprio la diplomazia sembra lasciar spazio solo alle armi. E a proposito dell'invio di armamenti anche da parte del nostro paese, la vice ministra ribadisce: Noi stiamo aiutando un paese sovrano a difendere il suo territorio, il suo popolo, i suoi confini. Detto ciò, non siamo ovviamente per espandere questo conflitto, non siamo per continuare all'infinito questo conflitto. ma per l'onorevole Sereni non bisogna chiudere nemmeno il più piccolo spiraglio di diplomazia. Continuiamo a percorrere tutte le strade possibili per la diplomazia. È anche vero che tutte le aperture che in questa fase sono state fatte anche dal presidente Zelensky per potersi sedere attorno al tavolo, fermare la guerra, fermare il massacro dei civili, non sono stati accettati dalla controparte, cioè è la Russia che deve smettere di aggredire questo paese. Serve un cessate il fuoco, dice la vice ministra, e le sanzioni alla Russia vanno proprio in questa direzione. L'Italia è parte di questo sforzo, la diplomazia italiana non si è mai fermata, siamo stati individuati dagli stessi ucraini come uno dei paesi garanti qualora si riuscisse a tornare al negoziato e diciamo, ad andare avanti lungo la strada della neutralità dell'Ucraina, garantire in questo modo la loro sicurezza, quindi l'Italia c'è.